Alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa è andato in scena un nuovo appuntamento della rassegna La Perilibro. Un pomeriggio speciale che ha visto protagonisti due scrittori di noir, Roberto Zannini e Alvise Trisciuzzi, che hanno condiviso le loro ultime opere con un pubblico appassionato. Ecco, io presento il mio libro Il secondo modo di fare le cose, che ha vinto il premio Tedeschi per il giallo Mondadori. E cosa racconta? Ma parla di questa criminologa che ha avuto un problema e ha perso praticamente 2 anni di memoria e deve ritornare su un vecchio caso e rimettere un po' in ballo la sua carriera, la sua memoria stessa e un po' tutto, diciamo. Deve un po' reinventarsi e ritrovarsi. Il delitto della Madonna di Fossalto racconta un giallo classico, un giallo diciamo, dove c'è appunto un investigatore che è un maresciallo dei carabinieri, si chiama Bonomi, che deve risolvere il delitto, il mistero che riguarda la morte di un suo amico, che è l'ubriacone del paese soprannominato il Lambrusco. È ambientato negli anni 60, anche se è connesso con una leggenda del paese dove è ambientato, dove si narra appunto di un tesoro trafugato dai nazisti andato perduto. Per cui se ho costruito bene la storia, solo nelle ultime pagine si riesce a capire la connessione fra la morte del bellei Lambrusco e questo tesoro nazista. La presentazione, moderata da Marco Bernardi, ideatore della rassegna, ha introdotto i temi e i personaggi dei 2 libri, svelando intrighi e storie segnate da passati dolorosi e misteri nascosti. Nella Valsugana però è un po' più esteso. La criminologa abita a Cismon del Grappa, però lo scenario, diciamo, è quello del Veneto e anche in parte quello del Sud America. E sotto c'è anche un messaggio che hai voluto scrivere fra le righe. Ma i messaggi sono un po' inclusi nei temi che analizza il libro, che sono il disagio mentale e l'uso del strapotere, per cui il messaggio viene un po' derivato da chi lo legge, ecco. Ho cercato di essere coerente, ho fatto le mie ricerche, è un periodo storico che mi ha sempre entusiasmato, quello della seconda guerra mondiale. Poi c'è il periodo dei partigiani, anche se il protagonista appunto ha più combattuto con i partigiani in Grecia perché era uno degli sfortunati che era andato a combattere nella guerra greco-albanese, però ne parlo solo di striscio. È l'ambiente del paese quello che mi interessava di più, quindi la ricerca della situazione storica, anche i piccoli aneddoti, cioè il panettiere che apre per prestare il forno alle casalinghe che dovevano andare lì a portare il pane per cucinarlo e riportarlo a casa. E avrai anche qualcos'altro in programma nel prossimo futuro? Guarda, mi prendi in una giornata un po' tesa perché ho appena passato alla casa editrice il secondo, per cui adesso devo sapere se... Sì, perché come l'impostazione è la prima indagine, adesso vediamo se ci sarà una seconda, spero di sì, e mi piacerebbe anche una terza e una quarta perché è proprio importante, sono importanti i personaggi di contorno, quindi c'è l'investigatore, ma c'è il medico del paese che è un tipo molto molto particolare, c'è l'oste, c'è il sindaco, c'è il prete e poi più o meno ci saranno altri personaggi che arrivano, per cui sì, mi piacerebbe creare dei compagni di viaggio, ecco, un libro da compagnia, questo mi piacerebbe creare, una storia, ma vediamo se adesso va. Dopo l'incontro, il pubblico ha potuto fermarsi per la Perilibro, scambiando opinioni e riflessioni sui libri appena presentati.